Time for Me, per vivere il mio tempo e starci bene dentro. Benvenuti, eccoci qui di nuovo con Time for Me, per vivere il mio tempo e starci bene dentro. Chi è l'ospite di oggi? Prego. Buon pomeriggio Marina, innanzitutto grazie per questa opportunità di far conoscere la nostra organizzazione Vinzum Academy e la disciplina Vinzum. Quindi grazie a Radio Più e al programma appunto Time for Me. È un piacere davvero ospitarvi tutti, ospitare anche te Christian. Tra poco ci spiegherai ancora meglio di che cosa ci vuoi parlare. Oggi il nostro ospite è Sifu Christian Baggio. Ci vuole parlare della Wing Chun Academy. Christian, cosa ci vuoi raccontare? Spiegaci intanto cos'è. Faccio appunto la presentazione, quello che è contestuale alla nostra accademia. Vinzum Academy nasce nel 1982 grazie a Grandmaster Paul Tan e caposcuola coadiuvato a Massimiliano Pons in qualità di responsabile europeo VTA. Io appunto sono Sifu Christian Baggio, coordinatore Regione Veneto VTA. Bene Christian, raccontaci cosa fa di preciso questa accademia e raccontaci anche e spiegaci meglio in che cosa consiste questa disciplina. La nostra accademia divulga attivamente da oltre 32 anni la disciplina Vinzum, che nasce appunto nel 1623 in Cina da una monaca guerriera il cui nome era Enmui, tradotto letteralmente significa 5 fiori di pruno. Tale sistema nasce con una particolarità unica, ovvero non ha movimenti enfatizzati ed è utile appunto per accrescere la capacità di potersi difendere, nonché anche per l'attività fisica. Noi siamo attivi in tutta Italia con i nostri corsi VTA, dove abbiamo diversi istruttori. Siamo appunto presenti nella zona di Padova, Campo San Martino, Tombolo, Vicenza, zona Bassano e Tiene, Treviso, e stiamo anche potenziando anche la zona di Belluno, Feltre e anche Pergine Valsugana. Oggi Christian Baggio ci ha portato qui a Time for Me, a Radio Più, una delle tante, diciamo così, discipline racchiuse all'interno della grande famiglia del Kung Fu, insieme di arti marziali provenienti, come sappiamo tutti, dalla Cina. Davvero un argomento interessante che personalmente non avevo mai avuto l'occasione di trattare e quindi con molto interesse ti sto ascoltando Christian. Ora so che ci vuoi parlare di un qualche cosa che è dedicato in particolare alla donna. La nostra accademia svolge attivamente da oltre 20 anni e più dei progetti dedicati alle donne, ovvero il programma Viper. È un'estrapolazione della disciplina madre Vinzum e integra delle tecniche essenziali per prevenire una eventuale situazione di pericolo. Questo ci ha portato anche a collaborare attivamente con molte amministrazioni comunali, con lodevoli risultati in termini sia di partecipazione ma anche di continuità. Tant'è che qui stiamo sviluppando un progetto appunto nella zona del Vicentino, quindi zona Mussolente, con un grande risalto. E questo anche per far comprendere anche quello che è il valore aggiunto della conoscere anche la nostra organizzazione. E oggi come ospite abbiamo Sifu Christian Baggio che ci ha portato qui per la divulgazione, insomma una disciplina molto antica, risale infatti, come abbiamo già detto nella prima parte, al 1623, è stata inventata da una monaca guerriera in Cina e questa disciplina viene praticata al Wing Chun Academy. Allora, tra poco Christian, dopo l'ascolto del prossimo pezzo, ci parlerà del Wing Tzu Fu e delle 3 filosofie alle quali appunto si ispira questa disciplina, e cioè il buddismo, il confucianesimo e il taoismo. Allora, siamo pronti per parlare, per spiegare in che cosa consiste lo Wing Chun Kung Fu.
Wing Chun Kung Fu. È uno stile del Wushu. E a chi è adatta questa disciplina? Tale disciplina è utile sia per adolescenti, in quanto aumentano la loro capacità di confronto in senso educativo gli uni verso gli altri, quindi nella società, mentre per quanto riguarda gli adulti ritrovano un'arte che è unica, perché non solo non ha movimenti enfatizzati, quindi calci roteati o movimenti appunto pressoché inutili, ma bensì logici, scientifici, quindi con la precisione unica. Inoltre in questo sistema racchiude 3 filosofie: buddismo, confucianesimo, taoismo. Il buddismo è il perseverare verso i propri obiettivi, quindi migliorarsi giorno per giorno. Confucianesimo, il rispetto degli uni verso gli altri. E taoismo, non usare la forza contro la forza. E allora, arti marziali oggi a Radio Più in Time for Me, per vivere il mio tempo e starci bene dentro. Queste arti marziali che uniscono diciamo così, la disciplina del corpo anche a quella della mente. Come abbiamo detto prima, addirittura il tutto si sposa con 3 filosofie che sono il buddismo, il confucianesimo e il taoismo. E oggi abbiamo avuto con noi Sifu Christian Baggio. Sifu è un termine cinese per indicare il maestro. E quindi abbiamo avuto veramente una testimonianza viva di chi lo pratica, di chi lo insegna. E tra l'altro ci ha poi parlato anche della Wing Chun Academy, che nasce nel 1992 grazie a Grandmaster Paul Tang, caposcuola e fondatore. È coadiuvato da Master Miriam Ponce, responsabile europeo per la divulgazione della disciplina, appunto Wing Chun Kung Fu in Italia. Ringrazio Marina per l'opportunità di aver concesso alla nostra organizzazione di permettere di conoscere alla collettività, quindi tutti gli spettatori e spettatrici, la nostra disciplina, Wing Chun Kung Fu. Naturalmente il ringraziamento è reciproco, è sempre interessante conoscere delle cose nuove, specialmente se sono poi così utili anche, no? E vorremmo anche ricordare ai nostri ascoltatori che tra poco daremo anche qualche recapito, qualche indirizzo per poter avere qualche informazione in più, anche solo per la presa visione o anche per contattare direttamente questa organizzazione. Il nostro Sifu Christian Baggio oggi ci ha fatto conoscere questa disciplina che non utilizza movimenti enfatizzati, ma unisce tecniche essenziali per difendersi ad esercizi fisici. Il nostro maestro Christian, che è anche coordinatore della Regione Veneto del VTA. Christian, siamo arrivati al termine. Vi ringrazio a tutti quanti voi. Per conoscerci meglio vi do alcuni riferimenti utili. Allora, il nostro sito è il seguente: www.vta-ui.org. La nostra fanpage è Wing Chun Academy. Qualora volete anche maggiori informazioni, io sono Sifu Christian Baggio, sono presente anche in Facebook. Il mio recapito telefonico è 347 98 50 726. E con questo va a concludersi anche questa puntata. Da Marina Donà e da Christian Baggio, Sifu Christian Baggio, grazie a tutti per l'ascolto e alla prossima.